Sì, grazie, buongiorno a tutti. Vi ringrazio per questa opportunità che ci date come Federparchi, ma anche in termini personali, perché essendo un amministratore locale, un sindaco, insomma, anch'io sento l'esigenza di partecipare ad un confronto, a un dibattito che anzi passa troppo, a mio avviso, sotto traccia, e dovremmo invece riuscire a proiettare con molta più forza all'esterno. Naturalmente vorrei dire tante cose, ma cercherò di limitarmi alle questioni non di poco conto che ha posto Enzo Balbonesi. Insomma, i parchi 20 anni fa erano, diciamo, una sorta di fiore all'occhiello, no? In un sistema di sviluppo che era fortemente influenzato da una industria spesso anche pesante e molto inquinante. Istituire un parco, come dire, recintare una zona di particolare pregio e preservarla, era una sorta di fiore all'occhiello. Quindi il parco come una sorta di lavarsi la coscienza. E così abbiamo istituito dei parchi nazionali, regionali, terra, mare, eccetera. Abbiamo fatto dei grandi passi in avanti, abbiamo raggiunto percentuali importanti in termini di copertura del territorio nazionale, però il ruolo dei parchi è sempre rimasto più o meno chiuso e circoscritto all'interno del parco. Oggi non funziona più questo schema, non può funzionare più. Non può funzionare più perché anche grazie all'azione svolta dai parchi, in Italia, ma non è un ragionamento circoscritto all'Italia, il tema dell'ambiente, della qualità ambientale è passato nella testa della gente, è entrato nella testa della gente e finalmente noi incominciamo a vedere che la tematica dell'ambiente, della qualità ambientale sta iniziando a influenzare tutti i diversi settori dello sviluppo. È un tema che appassiona sempre di più, è un tema, quello della qualità ambientale, che influenza gli stili di vita. Allora il punto è: cosa possono fare i parchi e cosa debbono fare i parchi in questo quadro, in questo scenario mutato? Possono fare molto, perché sono la dimostrazione, o possono essere la dimostrazione, del fatto che una tutela e un uso intelligente, sostenibile della risorsa territorio, ambiente, paesaggio, cultura possono produrre in termini di modifica di un modello di sviluppo. Questo è il punto. I parchi vogliono o no misurarsi con questa ambizione? I parchi vogliono o no uscire fuori dal recinto? Vogliono proiettarsi all'esterno? Vogliono coinvolgere gli attori principali del territorio, che sono gli abitanti che su quel dato territorio vivono, si organizzano, si manifestano attraverso le loro rappresentanze istituzionali, cioè sono i protagonisti di questo sviluppo. Allora i parchi non possono pensare di vivere la loro vita in contrapposizione con questi soggetti. Questo è il punto politicamente più importante e che naturalmente sto esprimendo un mio punto di vista,
superfluo dirlo, ma che io trovo anche all'interno di questo progetto di legge importantissimo che voi state presentando. Perché la sfida è questa, secondo me. La sfida è questa, e la sfida è che se noi assumiamo il concetto che l'alta qualità ambientale deve permeare tutto lo sviluppo del territorio e non soltanto un piccolo settore, una piccola frazione, ma lo deve permeare al punto che tutte le altre scelte che in quel territorio vanno fatte, in questo caso io sto pensando al territorio nazionale, guardate bene, debbono corrispondere al principio generale, che è appunto l'alta qualità ambientale. Allora, se è questo il punto, tutti gli altri strumenti che noi utilizziamo, le forme organizzative della governance, ente parco o altre cose, debbono mantenere questo principio. Le leggi di settore, gli strumenti di settore, urbanistica, assetto del territorio, debbono anch'esse adeguarsi a questo principio, non il contrario. Io cito il caso della Sardegna. Ai tempi del governo Solu, qualche anno fa, la Sardegna fu la regione che per prima, in applicazione del codice urbani, approvò il piano paesaggistico regionale. E quindi il piano paesaggistico regionale era lo strumento che in qualche modo ci consentiva di condizionare tutti gli altri strumenti di governo del territorio, urbanistica complessa, e di imporre quindi anche agli altri settori, per esempio a quello dell'edilizia, delle regole che venivano dettate sulla base appunto del mantenimento di un'alta qualità dell'ambiente e del territorio. E però purtroppo non siamo stati conseguenti, non siamo riusciti a fare un passo in avanti. La giunta solo è stata travolta e si è tornata al fatto che adesso l'attuale governo della Sardegna sta ribaltando il processo e sta sostanzialmente dicendo che il fine non è l'alta qualità, conservare l'alta qualità dell'ambiente e del territorio, ma è l'edilizia, perché è solo nell'edilizia e attraverso l'edilizia che si può creare sviluppo e occupazione. Ecco, occorre tornare al concetto primario, ma il concetto primario noi lo dobbiamo far passare anch'esso nella testa della gente. Lo dobbiamo far camminare nella testa della gente. Ecco perché dicevo che i parchi in questo possono e debbono dare un grande contributo. Un altro esempio, abbiamo parlato dell'edilizia, l'agricoltura. L'agricoltura è la stessa cosa, nel senso che se noi diciamo che l'alta qualità dell'ambiente e del territorio italiani diventano il punto centrale attorno al quale costruire un nostro modello di sviluppo, non possiamo accettare un'agricoltura qualsiasi. Dobbiamo pensare, pretendere una agricoltura che sia sintonizzata con quella alta qualità dell'ambiente, del territorio e del paesaggio. E in questo, e per fare questo, sono necessarie alcune cose. Una l'abbiamo detto, i parchi, che già godono di loro, no? Una sorta di tutela che li esime o li mette al riparo da azioni che in qualche modo possono alterare questo tipo di attacco,
I parchi debbono restituire al territorio circostante quella visione delle cose che aiuti chi vive in quei parchi a pensare e ad avere anche riscontri materiali del fatto che una qualsiasi linea di sviluppo che abbia all'origine o che abbia al centro il mantenimento dell'alta qualità ambientale del territorio produce effetti positivi in termini di lavoro buono, di occupazione buona, sia che parliamo di turismo, sia che parliamo di agricoltura, sia che parliamo di quello che volete, di artigianato e di tutto quanto. E questa è la sfida che noi abbiamo davanti, ma non nei parchi, questa è la sfida che abbiamo davanti per l'Italia, perché è l'Italia che ha queste caratteristiche. E allora, è chiaro che se ragioniamo in questi termini, noi dobbiamo ridurre al minimo l'impatto anche forte, lo ricordavano anche alcuni colleghi sindaci stamattina qui, che spesse volte esiste fra il governo dei parchi e le amministrazioni locali e le rappresentanze delle comunità. E l'accordo che abbiamo siglato con l'ANCI parte proprio da questo presupposto. Perché dobbiamo lavorare con forza per cercare di trovare una soluzione che, ripeto, renda protagoniste le comunità locali e le loro rappresentanze istituzionali insieme a quelli che sinora hanno in qualche modo consentito questa cosa. Consentito una battuta e conclusione. L'altro punto è che se non invertiamo questo percorso ripartendo dal basso, il rischio è che gli enti parco, intesi nella vecchia maniera, in un qualche modo hanno inevitabilmente una sorta, come dire, di dipendenza gerarchica da un centro alto che ne tiene in mano saldamente i destini e può decidere di punto in bianco, come sta succedendo, di sopprimerli tutti, magari giustificandolo con un problema di razionalizzazione della spesa. Ma se noi eliminiamo gli enti parco, i problemi rimangono. E sono quelli di cui stiamo parlando, sono quelli che in un qualche modo attendono una risposta di governance. E allora io credo che il progetto di legge che voi state presentando sia un progetto di legge che va in questa direzione, va nella direzione di garantire un coordinamento generale tra tutti gli strumenti, tutta la filiera che noi abbiamo a disposizione di protezione e di tutela e di uso corretto del territorio, che non è solo parchi, è Rete Natura 2000, sono i siti di interesse comunitario, sono le ZPS, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi mettere a sistema tutto questo, coordinarle, attenzione, risolve anche un altro problema, lo dico ai colleghi sindaci, perché i finanziamenti dell'Unione Europea passano prioritariamente anche attraverso i finanziamenti obbligatori alle azioni che questa rete di protezione in un qualche modo garantisce. Quindi occorre richiamare la regione, o meglio le regioni, a iniziare a dare priorità nell'allocazione delle risorse a quei territori che volontariamente decidono di inserirsi all'interno di una politica che non è veneta o sarda o italiana, ma è europea. Grazie.